Allora, siamo stati contattati da una parente, un'amica della famiglia che è in Italia e che ci ha chiesto ci ha spiegato qual era la problematica, la grave problematica del bambino che sarebbe diventato cieco se non si fosse intervenuti per tempo. Per cui abbiamo azionato i nostri contatti, ci siamo informati prima di tutto su chi era la famiglia, da dove arrivava, dopodiché abbiamo parlato con il Ministero degli Esteri per avere la possibilità di ottenere dei permessi, dei visti per cure mediche. Noi siamo stati contattati dalla Onlus, Un Cuore in Siria, per un bambino del quale avevo già avuto notizia alcuni 2 anni fa circa, perché soffre di una patologia congenita ereditaria in cui praticamente uno strato della cornea non si forma e quindi la cornea si opacizza praticamente già alla nascita e rimane tale. L'intervento che si può fare, si faceva una volta in questi casi, era un normale trapianto di cornea. Negli ultimi anni si è sviluppata la tecnica che con un acronimo si definisce DSEC, che invece riesce a sostituire proprio esclusivamente lo strato della cornea che è malato, ed è quello che abbiamo fatto qui, che poi in realtà io ho già fatto in molti altri bambini che vengono da quell'area, perché questa è una malattia genetica, come dicevo, ed è particolarmente frequente nel Medio Oriente. Quindi abbiamo operato anche qui proprio a Villa Isea diversi bambini, sia del versante di Israele sia del versante palestinese e arabo in generale. Vabbè, questo intervento, come poi tutti quelli che facciamo qui, è reso possibile dalla bravura, diciamo, della Banca delle Cornee del Veneto, che ci consente, ci fornisce tessuto, ci consente di eseguire più di 500 trapianti di cornea all'anno. Di questi circa, direi un 10% sono bambini, e nel caso specifico poi bisogna dire che, considerate tutte le condizioni particolari di questo bambino, il tessuto è stato donato dalla Banca degli Occhi e noi eseguiamo questo intervento ovviamente senza volere alcun compenso, ma a scopo caritatevole. Un anno fa abbiamo portato un'altra bambina che è in Italia, Mayar, che necessitava di un trapianto di fegato, però questi sono i bambini fortunati, bambini che riescono ad avere una speranza di una vita migliore. Chiaramente la situazione in Siria è molto diversa. I bambini che stanno soffrendo e che non hanno conosciuto la pace perché sono nati e cresciuti durante questa brutta guerra sono tantissimi. I numeri che ci vengono riferiti sono drammatici, perché si parla di 500.000 morti e di questi 500.000 20.000 sono bambini.